Buongiorno e bentornati. Oggi siamo in un posto spettacolare a dir poco. Siamo partiti da Moletta lungo la strada appunto che va verso Riva del Garda, in circa prima di Arco. C'è un parcheggio sulla destra e sulla sinistra parte il sentiero 667. E queste sono, signori, le cave alte. Qui veniva estratto il biancone. Allora il sentiero per arrivare fin qui è escursionistico, sì, tutto il sentiero all'ombra per arrivare fin qua, è adatto a tutti, anche agli animali, ai vostri animali. Guardate fin dove si addentra lo scavo. Qui all'uscita delle cave c'è della cartellonistica esplicativa del luogo che racconta appunto l'estrazione della pietra e il declino appunto delle cave. Eccoci arrivati alle cave basse e qui appunto veniva estratta la olite con 2 O, in greco doppia O vuol dire uova, perché appunto analizzate al microscopio sembrano proprio delle piccole uova, insomma. E con questa olite veniva appunto create statue ornamentali che si possono trovare in diverse città italiane, appunto perché la roccia era molto lavorabile, anche tenera, e quindi si faceva questo uso.